Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Si figurava malato, ma continuava a lavorare in proprio senza dichiarare i compensi percepiti. Per questo motivo un idraulico residente in provincia di Pordenone, dipendente di un'impresa edile, è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato. Dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza è emerso che, attraverso il suo non veritiero stato di malattia, causato da un simulato infortunio sul lavoro, nel tempo l'uomo aveva indotto in errore diversi medici, riuscendo a farsi rilasciare referti che gli avevano permesso di giustificare per quasi un anno assenze dal lavoro. Durante tutto il periodo analizzato, spiegano le firme gialle, l'indagato, mentre fruiva dello status di malattia, continuando a percepire regolarmente lo stipendio da parte del suo datore di lavoro e l'identità da parte dell'INAIL, esercitava sistematicamente l'attività di idraulico con interventi presso diversi clienti che in alcuni casi richiedevano anche sforzi fisici e attività motorie incompatibili con la malattia di invalido. È stato calcolato che da queste prestazioni il tecnico sia riuscito a incassare circa 27.000 euro con pagamenti che avvenivano in contanti e senza mai rilasciare alcun documento fiscale. Il GIP del Tribunale di Pordenone, accogliendo la richiesta della Procura, ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un equivalente di 17.300 euro corrispondenti alle identità per infortunio elargite dall'INAIL nel periodo di malattia. Separatamente verranno contestati all'indagato i compensi professionali percepiti durante il periodo di malattia, non dichiarati ai fini fiscali. Il datore di lavoro ha avviato una propria azione conseguente agli emolumenti pagati al dipendente. Serata di controlli straordinaria in Borgo Stazione da parte dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Udine. Il bilancio interessante. Finiti nelle maglie della giustizia una donna di 52 anni, bulgara, senza fissa dimora, perché sorpresa in violazione del divieto del ritorno nel capoluogo friulano. Per lei è scattata la denuncia a piede libero. Nei guai anche un uomo di 59 anni, residente a Udine, sorpreso in via Cadore alla guida della sua auto con un tasso alcolemico di 0,94 grammi litro. I carabinieri hanno identificato e multato per ubriachezza anche un trentenne albanese residente in città e un uomo di 41 anni, sempre di Udine. Infine un 56enne residente nell'Interland è stato sorpreso alla guida della sua auto in piazzale Osoppo senza patente. Partiamo dalla cronaca sugli arrivi dei migranti regolari lungo la rotta balcanica in Friuli Venezia Giulia. Da alcune settimane gli stessi vengono dirottati per la sede ferroviaria. Stessa scena già vista e stessa location. La tratta è la linea ferroviaria Gorizia-Udine tra le stazioni di Cormons e San Giovanni a Natisone in direzione del capoluogo friulano. Il traffico ha subito rallentamenti e ritardi fino all'intervento delle forze dell'ordine che hanno riportato la situazione alla normalità poco dopo le 8. I treni in transito hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 35 minuti per buona pace degli utenti e la loro bile. Sono stati invece trasportati al centro temporaneo di accoglienza nell'ex area dell'ospedale psichiatrico di Udine i migranti irregolari rintracciati ieri sera a Terenzano, frazione di Pozzuolo lungo la tangenziale ovest. Si tratta di 30 cittadini stranieri provenienti da Pakistan e Bangladesh. Per il rintraccio sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mortegliano e gli agenti della polizia locale del comune di Campoformido. Saranno avviati alla quarantena fiduciaria dopo i vari passaggi e da capire soprattutto se il tampone all'interno dei 30 sono tutti negativi, almeno questo è la notizia che è giunta all'ultima ora.
Dopo la visita in regione da parte della numero 1 del Viminale Lamorgese, la quale ha rassicurato che tutte le migliori soluzioni saranno trovate in tempi celeri per risolvere la questione dei migranti irregolari in arrivo da Levante lungo la rotta balcanica, da Roma si usa un codice per dire tutto e niente nello stesso tempo. D'altronde il bravo politico burocrate, se si ritiene tale, così deve fare. Sul tavolo ci sono diverse ipotesi: pattugliamento della linea di confine da Tarvisio a Muggia, chiusura a tempo indeterminato dei valichi transfrontalieri di seconda categoria presenti nelle province di Udine, Gorizia e Trieste, con sorveglianza stretta di quelli internazionali. Tanta carne al fuoco già ben cotta che rischia di bruciarsi per il troppo calore. Per ora tanto tuonò che nulla piove. Eppure, senza essere dei geni del male, basterebbe accordarsi tra Roma e Lubiana sulla sospensione dei trattati di Schengen, con chiusura notturna dei valichi di seconda categoria agricoli tra le 22 e le 6, con presidio permanente di polizia di frontiera in quelli internazionali. Troppo facile, direbbe l'arguto telespettatore, perché comporta una formalità semplice da applicare a breve. Qualcuno dirà che non si può fare perché l'Italia fa parte dell'Unione Europea e non può decidere autonomamente senza passare per Bruxelles con voto di Strasburgo. Peccato che la Slovenia durante il lockdown, e non solo essa, in un batter di ciglio abbia sigillato i suoi confini verso l'Italia, rendendoli talmente impermeabili da non far passare nemmeno una goccia d'acqua. Concludo citando Ennio Flaiano: non chiedetemi dove andremo a finire, perché già ci siamo. È un momento importante per la città perché, come avevamo promesso, abbiamo intenzione di riqualificare quello che vedete alle mie spalle, il Teatro Tenda, che è stato un luogo di grandissimi eventi, tante manifestazioni. Rammento una per tutti, il premio Sergio Amidei prima del suo trasferimento. Non soltanto il Teatro Tenda, ma anche quello alle mie spalle, il Bastione Fiorito. Cosa accadrà? Innanzitutto verrà rimosso questa tenda che è da 30 anni provvisoriamente qui collocata, perciò dalla prossima estate tutto questo spazio, che verrà rimodulato e verrà perciò riqualificato, potrà essere utilizzato per il primo momento soltanto nel periodo estivo, per tutti gli eventi che abbiamo intenzione di realizzare, il pubblico, il privato, manifestazioni di qualunque natura. Naturalmente verranno predisposti anche i collegamenti per i service. Alle nostre spalle invece poi il Bastione Fiorito tornerà ad essere quel punto di incontro, di aggregazione mi rivolgo ai giovani che ahimè non hanno avuto questo piacere ancora di usarlo, ma a quelli della mia età sì. Rammentiamo tutti che nel periodo estivo, da maggio a settembre, era un luogo stupendo, bellissimo, dove la brezza comunque consentiva di abbattere la temperatura, un paesaggio stupendo dal quale si domina la città. Verrà riqualificata la pavimentazione, riqualificato il bar, perciò dalla prossima estate torneremo a fare musica naturalmente con nuovi impianti che non invaderanno gli spazi anche acustici di chi abita qui intorno. Perciò un castello riqualificato proprio in concomitanza con, finalmente, quando sarà pronto, finalmente con la salita al castello. Dulcis in fundo, a brevissimo, perciò sempre il prossimo anno cominceremo anche i lavori di arricchimento ulteriore del castello attraverso strumentazioni multimediali. Un castello nuovo, un castello perciò sempre più capace di attrarre cittadini e turisti, ma sempre più capace di diventare luogo di aggregazione proprio per i goriziani. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.